Sotto il campanile di Sant'Andrea, a Chioggia, con il mare a due passi, si è svolta la quarta serata di Tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni, la rassegna tesa a valorizzare le risorse agroalimentari ed enogastronomiche del territorio montagnanese. L'evento, organizzato da Coop Services con la partecipazione della Camera di Commercio di Padova, il patrocinio del Comune di Montagnana e le collaborazioni del Prosciuttificio Brianza, del Consorzio Vini Doc di Merlara, dell'OP Camposole Frutta Bio, Credi Veneto ed Eurocoltivatori Veneto, è stato ospitato all'interno del ristorante Il Gato. Il ristorante Gatto è stato preso da noi circa 3 anni e mezzo fa. Noi prima avevamo un ristorantino in una calle di fronte al comune di Chioggia che abbiamo tenuto per 10 anni, poi è venuta l'occasione di prendere il Gatto, che era un locale storico di Chioggia, l'abbiamo ristrutturato alla grande, abbiamo fatto tutti gli interni chiari, abbiamo cambiato la vecchia insegna in cui c'era un gatto vecchio, stanco, con il tovagliolo in mano, e abbiamo messo un gatto più grintoso, più giovane, come siamo noi in pratica. Questa volta i protagonisti del montagnanese, prosciutti, asparagi e fragole e vini di Merlara, sono stati abbinati con i pesci freschissimi dell'Adriatico provenienti dai mercati del pesce di Chioggia. Questa sera ci siamo un attimo divertiti a fare un abbinamento un po' inusuale, nel senso che le fragole, le ciliegie, che sono prodotti biologici, li abbiamo accompagnati al pesce di Chioggia. E in pratica abbiamo anche accompagnato il prosciutto crudo di Montagnana, il culatello e la mazzacolla, quindi proprio abbiamo cercato di fare decoro anche di prodotti che sono poco distanti dal nostro territorio di Chioggia ed abbinarli al nostro pesce. È stato un connubio veramente eccezionale. Il pesce lo prendiamo al mercato ittico del pesce alla notte, abbiamo un nostro commerciante che ci fornisce il pesce, a volte se abbiamo bisogno del pesce al minuto abbiamo la pescheria qua dietro il nostro locale e quindi ci forniamo anche delle piccole cose. È proprio la cucina il cuore del Gato, dove si lavora per trasformare i semplici prodotti montagnanesi in elaborate prelibatezze. A Chioggia siamo intervenuti per fare questa presentazione con il prosciutto nostro Veneto di Montagnana per avere una conferma per un avvicinamento del prodotto di pesca col prosciutto di terra. Ecco. L'abbinamento è riuscito eccezionale e abbiamo avuto un risalto notevole del prosciutto con questo crostaceo. Ho sentito una grande meraviglia per questo accostamento. Dopo il grande aperitivo all'aperto, dove spunta in bella evidenza la mazzancolla sfumata al vino bianco, avvolta a spirale su culatella di Montagnana e crostini di pane, segue una vellutata di asparago viola con quadrotto di pesce in panur di pistacchio. Fragole protagoniste nel primo piatto, nella risotto di fragole con tartara di branzino al vapore su vinaigrette di fragole e lime. Questa sera abbiamo mangiato il risotto con le fragole e le fragole erano particolarmente dolci perché negli ultimi 15 anni il miglioramento genetico della fragola è stato proiettato verso la lunga conservazione a scapito del grado zuccherino, cioè della qualità organolettica. E infatti molta gente non era stanca di mangiare fragole perché non erano buone, erano dure, consistenti, ma effettivamente mancava di grado zuccherino. Finalmente negli ultimi anni si è capito che la gente, il consumatore, non vuole più mangiare con gli occhi, ma vuole assolutamente mangiare anche con la bocca. Quindi chi fa miglioramento genetico non è un termine brutale, è un termine scientifico, tecnico, che sta a significare che si prendono dei fiori di diverse varietà di fragole, si incrociano e si fanno i famosi miglioramenti varietali. Questi vengono provati e riprovati in diverse zone d'Italia per verificare le loro caratteristiche organolettiche e il loro sviluppo e adattamento alle zone. Stiamo vedendo infatti ultimamente delle buone fragole di gusto veramente buono e questa sera avete avuto modo di assaggiare il risotto che era veramente di un equilibrio eccezionale, né troppo dolce né troppo amaro, era giustamente equilibrato perché anche la fragola aveva il suo giusto equilibrio di zuccheri e di acidità. Le stagioni pazze non hanno agevolato il lavoro delle aziende coinvolte, ma nonostante tutto i prodotti presentati sulle tavole del Gato rimangono prodotti di altissima qualità. In questi ultimi anni purtroppo stiamo assistendo ad un cambiamento climatico molto importante che sconvolge un po' quello che è il processo fisiologico di maturazione dell'ortofrutta in genere. In particolare ne sta soffrendo in questo periodo, in particolare quest'anno, l'asparago, dove la stagionalità cosiddetta
comprende le 4 stagioni e negli ultimi anni invece stiamo assistendo a soli 2 stagioni, che è inverno ed estate, evitando completamente il processo dell'autunno e della primavera. La primavera è fondamentale per avere un asparago di qualità, perché l'asparago deve avere una progressione di evoluzione che parte da marzo, fine marzo, e finisce a giugno con la sua escalation di temperatura normale, cioè si parte dai 15-20 gradi per arrivare ai 30 gradi. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una temperatura tipo fisarmonica, con alti e bassi di temperatura, e questo comporta per l'asparago un forte stress che porta ad avere una forte fibrosità e va a scapito appunto della sua qualità, della sua tenerezza, della sua dolcezza e della sua appunto caratteristica, che è quella della delicatezza. Sempre la frutta bio è protagonista nel secondo piatto assieme allo scorfano, nel filetto marinato ai profumi di campo con purea di ciliegie e patate, per chiudere con un tortino di frutta con salsa di fragole all'aceto balsamico. Il tutto sempre seguito dai vini della cantina di Merlara. Gli antipasti con il prosecco DOC spumante extra dry, il primo accompagnato dal Malvasia Merlara DOC 2012, il secondo quello rosso Merlara DOC 2012 e in chiusura il Marzemino Merlara DOC frizzante ad accompagnare il dolce. Maggio è stato un mese molto importante per la cantina di Merlara, chiusosi al meglio proprio con la serata dei tesori tra le mura. Oltre alla festa del prosciutto di Montagnana, che abbiamo vinto 2 premi col Prosecco e con il Marzemino, per il secondo anno consecutivo il Marzemino, proprio in questi giorni abbiamo ricevuto 2 premi importanti con la Malvasia. Al concorso enologico denominato il concorso del sindaco a Roma abbiamo vinto il primo premio con la Malvasia, e al concorso enologico della Camera di Commercio di Verona, che anche lì abbiamo vinto il primo premio sempre con la Malvasia. La serata di questa sera credo che sia una serata eccezionale, credo che a mio modesto parere il miglior abbinamento sia stato quello della Malvasia con il risotto con le fragole. A chiusura della serata non poteva mancare il saluto della padrona di casa, Karen Bissacco, del presidente di Coop Services Terenzio Zanini, promotore dell'iniziativa, e di saluti di Vasco Franceschi di OP Campossole, Piero De Battisti del Salumificio Brianza e di Luigino De Togni del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC. Il tour itinerante di Tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni tornerà nella città murata sul finire dell'estate con la cena di gala conclusiva presso l'Istituto Professionale Alberghiero.